È stato un pomeriggio intenso dal Contres Barone di Barcellona Pozzo di Gotto, dove si è giocato un vero e proprio scontro al vertice. Ligia Virtus, capolista e ancora imbattuta, ha ospitato un Sambiase in grande forma e reduce da una serie positiva di 5 partite. Le aspettative erano alte, il match non ha deluso, ritmo, occasioni e tante emozioni fino all'ultimo minuto. Alla fine però è stato il Sambiase a festeggiare, riuscendo a rimontare Ligia Virtus e a infliggerle la prima sconfitta in campionato, agganciandole in classifica nel girone I di Serie D. E dire che per Ligia di Mister Mara la gara era cominciata nel migliore dei modi. Dopo appena un minuto Cicirello impegna Giuliani con un colpo di testa e sulla respinta maltese sfiora il vantaggio calciando sull'esterno della rete. Il gol però è soltanto rimandato di 3 minuti quando Calafiore sfonda sulla corsia mancina e mette un cross tagliato in aria, velo geniale di Cicirello e tocco vincente di Samaché, che firma l'1-0 e il suo sesto centro in 7 gare. Il Dal Contres Barone può finalmente esplodere. L'Igea continua a spingere, al 10° reclama un rigore per un contatto su Cicirello, ma l'arbitro non abbocca e ammonisce l'attaccante per simulazione. Al 16° ancora Cicirello protagonista con un sinistro dal limite che esce di poco alla destra del portiere. Ma il Sambiase cresce con il passare dei minuti. Al 27° bella trama dei calabresi con Abercon che segna, ma il gol viene annullato per fuorigioco millimetrico, scatenando le proteste ospiti. Il pari arriva comunque al 42° grazie a Diogo Fortunato che scarica un destro potente da fuori area. Barone non è impeccabile e la palla finisce in rete. 1-1, tutto da rifare per i giallorossi che protestano per un presunto fallo su Maggio, ma l'arbitro lascia correre. Nella ripresa l'Igea rientra con voglia e coraggio. Al 47° Maltese sfiora il gol di testa, poi sul capovolgimento di fronte è Diogo Fortunato a far tremare il pubblico di casa, ma Barone riscatta l'errore del primo tempo e salva con un grande intervento. L'Igea ci prova in tutti i modi, Squillace al 53° su punizione, Calafiore 2 minuti dopo sempre su calcio piazzato e ancora Squillace al minuto 70 direttamente dalla bandierina, ma Giuliani è insuperabile e tiene in vita il Sambiase con 3 interventi decisivi. E così all'83° arriva la beffa quando sul pallone rimesso in mezzo da Pantano Abercon anticipa tutti e di testa firma l'1-2. Barone non perfetto anche in questa occasione e il Sambiase completa la rimonta. Esplode il tifo dei sostenitori calabresi presenti nell'impianto barcellonese, mentre cala il gelo tra i tifosi giallorossi. Nel finale l'Igea tenta l'assalto disperato, ma il colpo di testa di Maddaloni non sortisce il pareggio sperato. Finisce 1-2, Ligia Virtus si ferma dopo 7 risultati utili consecutivi, perde imbattibilità e vetta della classifica, ora occupata dal Savoia, mentre il Sambiase centra il 6° risultato utile di fila e raggiunge i barcellonesi a quota 12 punti.